Allora, beh, bravi, 4 stili diversi, 4 illustrazioni molto belle, approccio all'allenamento. Bravi. Le differenze di punteggio sono molto basse perché sono 5 giudici, quindi mettete 5 per 5 sono 25 punti, quindi un 5 punti di giudizio già dà questa proiezione, no? Nella completezza della teoria. Cristian, quindi Cristian contro Andrea. Allora, Cristian ha fatto 525 punti e Andrea 469. Quindi seconda sfida è stata, allora, per 10 punti rimane Arthur. 10 punti sono però da riportare nel compito totale, ovvero lui ha fatto un punteggio più alto, 525 contro 479. Quindi quello che adesso rimane a disputarsi la finale è Cristian. E Arthur lo facciamo accumulare fuori. Ok, complimenti anche a voi. Allora, vengo subito da te, così ti racconto quello che farai adesso, cambia di adesso ci rimettiamo in gioco. Primo vino avrai, anzi, prima prova avrai un vino alla cieca, ok? Non dovrai illustrare, noi ti lasceremo 30 secondi per te e poi io ti farò 3 domande. Tu dovrai rispondere alle domande argomentando naturalmente la tua risposta, quindi spiegando il perché. Questo è il senso della prova. Cercare di capire il vino velocemente e tirare fuori quelle 3 cose che ti chiederemo, va bene? Le 3 domande saranno anche te le farò io dirette. Poi, seconda prova, dovrai servirci uno dei 2 vini che comparirà nella slide, quindi noi non ti faremo domande, vedremo solamente, quindi siamo rilassati, va bene? Okay. E dovrai scegliere una delle 2 etichette, una ha un coefficiente più basso perché è un'etichetta più conosciuta, l'altra invece è un'etichetta meno conosciuta, quindi c'è un bonus di differenza. Se scegli quella conosciuta avrai la possibilità di guadagnarti 8 punti in più, ok? Rispetto ai 3 di quella meno conosciuta. Cosa dovrai fare? Servire la bottiglia, quindi office, dietro noi, e raccontarci qualcosa di quell'etichetta, di un territorio, però raccontaci qualcosa mentre tu servi, perché? Perché una parte del punteggio che la tua darà è anche sulla comunicazione, quindi su quello che tu metti in più, oltre a fare il servizio corretto. Finiamo con 2 slide che riguardano, quindi appariranno e riguarderanno un'etichetta importante, dicevo prima ai tuoi colleghi campana, perché abbiamo fatto uno scherzo, non è campana ma sarà un'etichetta che riguarda il nostro concorso naturalmente. La seconda slide è un personaggio, naturalmente sempre legato a 13 minuti per fare il tempo, te lo chiamo io, se hai bisogno chiedimi comunque anche tu, non fare problemi, ok? Quando vuoi tu. Vai. Io intanto le domande ti faccio volentieri, vorrei che mi ci raccontassi il dosaggio che percepisci in questo vino, quindi la tipologia in sostanza, e motivarci. L'equilibrio, spiegare perché, come lo trovi, perché, e il punteggio naturalmente dando una spiegazione valida. Allora, il dosaggio, secondo me parliamo di brut, siamo su una ricerca di 7 grammi, quindi sì c'è zucchero, ma non troppo. Questa sensazione di morbida in bocca, però non è troppo presente. E qui gioca l'acidità e la sapidità a favore, creando un equilibrio molto molto interessante. Un finale che vira ovviamente sulle note dure, sulle note durezza, sull'acidità, sulla freschezza, però riconducendo appunto il prodotto è un bel buon equilibrio. Il punteggio posso essere esatto? Che siete? Per me lo puoi anche finire. Il punteggio siamo su un 88 punti, siamo quasi, arriviamo al 90, quasi all'armonia, perché è un bel prodotto, avvincente, elegante, fine. Quando si parla di eleganza nel coloniale mondiale, questo è uno degli esempi. Quindi un'acidità composta, una sapidità ben delineata, un corpo mai troppo deciso, non ci sono sensazioni pseudocaloriche, una bella morbidezza sia tra zucchero e una glicerica, tutto all'ordine, come dovrebbe essere fatto.
importante nel territorio dei feretti, con queste caratteristiche molto particolari nel terreno, e le recupera. Le recupera cercando territorialità e cercando anche dei piccoli sprazzi lasciati lì abbandonati. Un esempio è una cantina. La cantina era una vecchia fattoria e adesso, tornato un paio di mesi fa, vedevo un blu dappertutto, hanno riscavato creando una nuova sala degustazioni e una nuova tenuta. L'impronta è biologica e ecosostenibile, quindi un impegno verso la natura, verso l'uomo, verso qual è l'uva in prosecco. Un'annata difficile, iniziare con un 2017 non è stata per niente facile, però sicuramente gli ha messo il coraggio. Adesso stanno utilizzando anche il sovescio e tipologie di metodologie molto interessanti e ovviamente biologiche, sempre al rispetto di quello che era l'ambiente. Un'azienda che promette bene, un'azienda seria, ritroveremo tutta la soddisfazione in questo calice. Grazie mille a voi. Vi ricordo qui già possiamo ok, grazie. E se preferite, adesso lo scelto di serve due muscusce in abbinamento con il prosecco. Che avete appena scelto, se non rimango a vostra completa disposizione qualsiasi. Ok. Siamo nel centro di Valdobbiadene, un'azienda diramata nel tempo, un'azienda costruita dal papà di Nino Franco che intesta l'azienda con quel figlio, a Nino. E Primo Franco è il vino dedicato appunto al figlio di Nino, un'azienda che cerca nella tradizione con un mix di innovazione, quindi una cantina veramente adibita a tutto quello che è la metodologia del Corriere Valdobbiadene con i migliori mezzi a loro completa disposizione, quindi vasche innovative, ricerca della suprema eccellente qualità. Un esempio nel Primo Franco, un grandissimo prosecco superiore del Corriere Valdobbiadene che ricorda un po' le sensazioni del passato tradizionali con un occhio verso il futuro. Franco Adami, siamo a Colbertato, un'azienda, quando un uomo un po' particolare, un po' eclettico se vogliamo. Il papà, il papà Adriano, a cui gli si è intestata l'azienda del primo di Adelia, che acquistò per primo nel 1920 questo vigneto, definito vigneto giardino, un anfiteatro a Colbertardo, da il famoso Balbi. Nel 1920 prendono questi piccoli ettari e iniziano a vinificare. Primo esempio di cru nel 1933. Per la prima volta alla mostra dei vini nazionali cosa troviamo? Troviamo un Conegliano Valdobbiadene Prosecco, cru, vigneto giardino. All'epoca si vinificava il prosecco in una maniera molto dolce, dry, però il suo aveva questa caratteristica di freschezza, di secchezza, infatti lo denomina asciutto. Un grandissimo prodotto fatto da grandi persone che danno amore, gioia quando le vai a trovare in cantina, dei vigneti spettacolari. Ultimo è questo acquisto a Fara di Soligo, che è il Colcher d'Asse, che per arrivarci, oltretutto ti accompagnano le macchine perché non c'è il in queste jeep è veramente l'inclinazione è veramente importante ed è bellissimo sorseggiare del prosecco con una veduta pazzesca con l'inclinazione magari seduta su una terrazza, ecco, se vogliamo. Franco Adami adesso come adesso gestisce insieme al fratello Armando l'azienda, poi i figli stanno studiando enologia e quindi potranno sicuramente avanti quello che sta diventando uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la qualità dei vini di Conegliano Valdobbiadene. Se volete assaggiare anche qualcosa